Terza edizione del Giro Bio, Giro d'Italia ciclistico dilettanti under 27, prima tappa con partenza da Civitella del Tronto ed arrivo a Martinsicuro, 144 i chilometri in programma, una tappa subito mossa con arrivo nel lungomare della città abruzzese. La partenza dalla splendida location di Civitella del Tronto, dominata dai monti del Gran Sasso e dai monti Sibillini. Gli atleti prenderanno il via per questa prima tappa che come dicevamo vedrà gli atleti impegnati per 144 km, un giro che andrà ad esplorare davvero tanti panorami splendidi, grandi posti, grandi strade per questa terza edizione del Giro Bio che parte dall'Abruzzo ed arriva ad Asiago, da Civitella del Tronto fin su all'altopiano di Asago, dopo aver girato tutta l'Italia. Davvero un Giro d'Italia nel vero senso della parola. Intanto patron Giancarlo Brocci, il presidente dell'ASD Giro Bio, società organizzatrice che quest'anno, vi ricordo, viene già dagli impegni della prova di Coppa delle Nazioni, il Toscana Terra di Ciclismo, la Coppa Italia per Elite d'Under 23, poi l'organizzazione della Garda Vintage, adesso il Giro Bio, ma non è finita per questa organizzazione che nel mese di ottobre sarà impegnata anche con la classica, l'eroica per amatori, poi tutto ciò che consegue questa organizzazione che proprio dall'eroica, proprio dal ciclismo dei tempi antichi è nata. Siamo adesso con le immagini al passaggio dal traguardo volante con il numero 173, troviamo all'attacco Matteo Di Serafino che va a vincere il traguardo volante. Adesso andremo a vedere anche cosa succede alle sue spalle. Insomma, vi dicevo, una prima tappa subito impegnativa con i continui saliscendi tipici della campagna abruzzese, poi l'arrivo sul lungomare di Martinsicuro dopo 144 km. Questi più immediati inseguitori con un ritardo di una quarantina di secondi, li vediamo inquadrati dalla nostra telecamera, la bella gruppo multicolore che ha preso il via in questa terza edizione del Giro Bio, Giro Ciclistico d'Italia dilettanti under 27. La carovana multicolore che caratterizza questa corsa si sposa con i splendidi paesaggi della campagna abruzzese, lo farà con tutti coloro, con tutti i paesaggi che gli atleti si troveranno ad affrontare. Da segnalare che nella seconda tappa si arriverà proprio sul Gargano, quindi davvero un paesaggio splendido. Ma siamo a 5 km dalla conclusione, troviamo in testa un'azione importante perché qui vediamo con il numero 71 di gara Nicola Gaffurini, poi con il numero 42 troviamo invece Massimo Graziato, poi con il numero 86 troviamo Moreno Moser, con il numero 73 abbiamo invece Rodriguez Monti. Poi ancora in questa fuga abbiamo visto Matteo Di Serafino che è stato il promotore di questa azione, abbiamo visto Matteo Busato della Zalf Desiré Fior e chiude il drappello degli uomini al comando Sharei Novikau per il team Palazzago, l'atleta che quest'anno si è aggiudicato il successo nella Garda Vintage organizzata proprio dalla squadra del Giro Bio ASD di patron Brocci. A guidare l'inseguimento sono gli atleti della nazionale russa. Qui vediamo con il numero 21 Voloiben a fare l'andatura, atleta della nazionale russa con anche le maglie della Generali nelle primissime posizioni, andatura elevatissima in quanto siamo nei chilometri conclusivi della prima tappa del Giro Bio 2011, partenza da Civitella del Tronto, arrivo a Martinsicuro. Adesso a fare l'andatura con il numero 121 Francesco Flora, poi abbiamo visto Trentin in seconda ruota, atleta che quest'anno si è aggiudicato il Gran Premio Liberazione, quindi uno dei più titolati al via, per lui numerosi successi in questa stagione. Comunque a fare l'andatura è ancora Flora. Per il team Generali viene ripreso un atleta che si era staccato
dagli uomini al comando. Vedete andatura elevatissima in quanto siamo ormai nel finale, una finale davvero spettacolare, quello di Martin Sicuro, con un rettilineo lunghissimo che praticamente inizia a circa 3 km dalla conclusione e che quindi vedrà gli atleti impegnati per gli ultimi chilometri di gara. Questo un vantaggio sicuramente per il gruppo che potrà così avere a vista gli atleti al comando. Siamo tornati in testa, Sharei Novikau a fare l'andatura, Moreno Moser lo rileva al comando, Busato invece in terza ruota. Moreno Moser, nipote di Francesco Moser, per lui già 2 vittorie quest'anni proprio nella 2 giorni marchigiana, vuole cogliere il terzo successo. Poi ancora Sharei Novikau attivissimo, l'atleta guidato in ammiraglia da Salvatore Commesso e da Olivano Locatelli. Poi la volta di Matteo Busato a fare l'andatura per i colori della Zalf Desiré Fior, e adesso l'atleta del team Brilla Pasta Montegrappa Rodriguez Monti a fare il ritmo. Poi è la volta di Nicola Gaffurini e ancora troviamo all'attacco Matteo Di Serafino. Insomma, ottima collaborazione in testa, questo a testimonianza anche della voglia di questi atleti di far bene in questa prima tappa del Giro Bio 2011. Tutti si stanno impegnando affinché la fuga vada a buon fine. Il vantaggio nei confronti del gruppo è segnalato nell'ordine dei 15 secondi. Attenzione, anche una caduta nel gruppo a circa 3 km e mezzo dalla conclusione. Non sembrano esserci gravi conseguenze, però sicuramente il gruppo rallenta la propria marcia di avvicinamento agli atleti al comando. Vediamo coinvolto, abbiamo visto Eugenio Bani coinvolto e anche Enrico Balbin, questi due atleti che quindi sono stati coinvolti nella caduta. Ma torniamo in testa con Mattia Di Serafino che perde qualche metro nei confronti dei compagni di fuga. Una posizione buona per lanciarsi, quella di Serafino, quando ormai siamo già nel lungomare di Martin Sicuro, quindi iniziati gli ultimi 3 km di gara, siamo a 2 km dal termine. Nicola Gaffurini a fare l'andatura viene rilevato da Moreno Moser, stanno tirando a tutta, 10 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo lanciatissimo all'inseguimento degli uomini al comando. Vedremo come si risolverà questa prima tappa del Giro Bio 2011. Eccolo qua il plotone che è davvero lanciatissimo all'inseguimento degli uomini al comando. Non devono commettere l'errore di guardarsi tra di loro, perché il gruppo può rientrare da un momento all'altro. È Busato adesso inquadrato dalle nostre telecamere, no, Graziato scusate, poi Busato adesso in seconda ruota, e poi ancora Moreno Moser, Nicola Gaffurini, Rodriguez Monti, Mattia Di Serafino e Sharei Novikau. Questi gli uomini al comando, questi coloro che nel caso in cui non vengano raggiunti dal gruppo andranno a giocarsi il successo nella prima tappa del Giro Bio 2011. Mattia Di Serafino si porta al comando, allunga leggermente in questo frangente, seguito da Nicola Gaffurini. Vedremo come si risolverà. Intanto siamo in vista dello striscione che segnala l'inizio dell'ultimo chilometro. Mattia Di Serafino, Nicola Gaffurini con qualche metro di vantaggio. Iniziano gli ultimi 1000 metri di corsa nei confronti degli altri atleti che fanno parte della fuga. Arriva Moreno Moser con Rodriguez Monti, Sharei Novikau che prova ad allungare, l'atleta del team Palazzago. Adesso anche le telecamere fisse in testa e Sharei Novikau alla sua ruota si porta Moreno Moser con Graziato, lanciato ormai lo sprint. Si rialza Novikau, un problema forse nel far scendere il rapporto più lungo, ma è lanciata la volata con Rodriguez Monti a centrostrada per il momento davanti a tutti, ma rimonta Moreno Moser e va a vincere Moreno Moser della Lucchini Manivaschi davanti a Rodriguez Monti, Massimo Graziato, Nicola Gaffurini, Matteo Busato, Matteo Di Serafino, Sharei Novikau, Marco Benfatto, Stefano Presello e Daniele Aldegheri. Questo l'epilogo, la bella volata di Moreno Moser in rimonta che gli vale il successo, il terzo stagionale nella prima tappa del Giro Bio edizione 2011. Questo è il podio con Moreno Moser in prima posizione, Rodriguez Monti in seconda e Massimo Graziato in terza posizione. La maglia di leader ovviamente sulle spalle di Moreno Moser, e a questo punto abbiamo davvero assistito al bello spettacolo della prima tappa del Giro Bio. Non ci resta che seguire la seconda tappa.